Siamo bene, siamo proprio messi male ragazzi, comunque. Buonasera, benvenuti, le 21, giusto per testimoniare che siamo in diretta, sono le 21:06 in questo preciso istante. Di solito ci troviamo spesso anche il pomeriggio con altre trasmissioni. Comunque un abbraccio a tutti voi, entrate in collegamento diretto con Teleuropa Network, continuano le trasmissioni in diretta. Questa sera siamo in onda con Al Lupo, quindi la trasmissione sportiva che vi dà la possibilità di intervenire. Ricordiamoci anche il numero che da qui a poco vedete in sovraimpressione. Vado velocemente innanzitutto a salutare gli ospiti della trasmissione. Comunque il numero 0984 25 525, siamo alla vigilia naturalmente, oltre di Natale, siamo alle porte di Natale, però siamo alla vigilia di una partita importante domani del Cosenza che affronterà alle 19 precise allo stadio Marulla il Venezia, quindi una partita importante per il club rossoblù. Però saluto velocemente gli ospiti che sono insieme a me questa sera. Ritorna l'ex presidente della Film Commission Calabria, nonché anche ex presidente del Cosenza Calcio, insomma presidente dell'ANEC, questa è la tua, Cinematografici Calabria, e Pino Citrigno. Ciao Pino, buonasera, benvenuto, come stai innanzitutto? Buonasera, no, tutto bene, tutto bene. Come dicevamo prima, la cosa più importante l'importante in questo momento è stare bene in salute, perché il momento è particolarmente serio e quindi cerchiamo di stare bene in salute e di augurarlo a tutti quelli che ci ascoltano e a tutti quelli che ci seguono questa sera, perché penso che in questo momento la cosa più importante sia quello di stare in ottima salute per... Chissà. Come è arrivato il Covid-2, la vendetta, hai visto? Si è rigenerato. Vabbè, ma questo era nell'aria, perché come puoi ben sapere, purtroppo le influenze hanno sempre diciamo, degli altri tipi di virus, quindi questo bisognava aspettarselo, però dicono che il vaccino ha comunque la sua forza anche su questa variante, quindi... Dobbiamo avere speranza, altrimenti... Benvenuti a Medicina 33, nuova trasmissione che viene in onda ogni lunedì. Abbiamo tolto questa, vabbè, scherzi a parte, drammatizziamo. Poi il piacere di ospitare questa sera, ritorna, ogni tanto lui quando è libero viene, perché la mattina si alza presto, tanto che l'ho avuto molte volte ospite anche nei ristoranti, perché al Lupo era in tour, adesso i ristoranti sono chiusi perché chiudono alle 18, quindi ci auguriamo che il prossimo anno poi riusciremo a tornare, insomma, dai ristoranti, non fosse altro anche perché poi questi ristoratori nostri poi ci invitano, è vero Roberto, a cena la sera, almeno riusciamo a passare una serata diversa. E lo saluto che è Roberto Tuscolano. Ciao Roberto, grande tifoso del Cosenza, insomma in città lo conoscono tutti perché lui è al centro, Piazza Kennedy, nel cuore della città di Cosenza, con la sua edicola da oltre... Quanti anni Roberto? Tu? Sono quasi 30 anni. 30 anni, eh? Sì, sono quasi 30 anni, mi sono diplomato nel 91 e ho cominciato subito a lavorare. Va bene, allora Roberto, vuoi dire tu qualcosa subito sul Cosenza? Che vuoi dire? Certo, come no. Come non prepariamo niente, andiamo in diretta? Sì, Di tu qualcosa, a piacere, ecco. Niente, io, come dicevo all'amico Pino, sono contento di questa squadra, nonostante abbia qualche punto debole, qualche reparto vada rinforzato, però sai Fabio, vedo una squadra che in ogni campo va a giocare la partita, ci fa divertire, sì, siamo una squadra sciupona, però quando c'è il Cosenza adesso ho il piacere di vedere la partita in TV allo stadio, è una speranza, speriamo al più presto possibile. Io sono contento, nonostante la classifica è un po' deficitaria. Esatto, io sono contento di questa squadra, sono sicuro che non possiamo fare altro che migliorare e ritengo il nostro mister una persona veramente in gamba, veramente il mister ha un futuro. Ha un futuro, lo proiettano, insomma, lo accreditano, diciamo, a squadre importanti. Sicuramente. Poi bisogna andare con i piedi di piombo. Allora, Pino Citrigno, se vuoi fare un passaggio sul Cosenza, poi abbiamo già le telefonate e nel frattempo stiamo cercando anche di collegarci con degli ospiti che interverranno. No, velocemente ribadisco quello che ha detto Roberto, la squadra certamente è partita un po' in ritardo, poi tieni presente che comunque è stata rinnovata su molti ruoli. Ribadiamo, e l'abbiamo detto anche in altre
altre trasmissioni, che manca qualcosa come punta centrale, quindi è normale che costruisci molto, però poi non riesci a finalizzare. Non dobbiamo essere pessimisti perché, come diceva Roberto e come ribadisco ancora, io sono convinto che il team diciamo, tecnico è all'altezza, sa tenere molto bene la squadra unita e compatta, quindi questo è importante perché stiamo vedendo alcune squadre che si stanno un po' disunendo, visti anche gli scarsi risultati. Invece Roberto Chiuzzi li sta tenendo comunque uniti, compatti, si giocano tutte le partite. Poi certo, se non riesci a segnare rischi o di pareggiarla o di perderla, però bisogna essere ottimisti, e poi la speranza è che, come ogni anno, il nostro presidente Guarascio al mercato di riparazione poi riesce a trovare il jolly in mezzo a tutti i giocatori che non si sono piazzati, e quindi la speranza è anche questa. Quindi penso che al momento dobbiamo essere ottimisti e guardare avanti. E quello senza dubbio, poi ripeto, l'abbiamo più volte detto, questo discorso della punta, non punta, difensore centrale, centrocampista o meno, poi bisogna vedere alla fine quello che succederà, però è un'analisi sempre precisa e corretta, diciamo, l'ha fatta Alberto, che salutiamo, lo vedo nei monitor in bassa frequenza, Alberto Urbane, che abbiamo in collegamento da Cava dei Tirreni. Alberto, buonasera, benvenuto anche a te. Come stai innanzitutto, Alberto? Tutto bene, buona serata a tutti. Lo so, è andata male questa di Cremona e adesso siamo alla vigilia di un'altra partita importante, quella di domani sera contro il Venezia. Le criticità sono lì davanti, perché come abbiamo detto più volte, Alberto, se non metti la palla dentro purtroppo poi ti puniscono, puoi giocare bene quanto vuoi, ma alla fine sono i risultati che poi ti danno la continuità, ti danno l'entusiasmo per andare avanti, no? Questo è vero, diciamo anche però che siamo stati anche sfortunati in questa partita, dove abbiamo fatto molto bene. La partita precedente comunque avevamo fatto 3 punti importanti fuori casa, andando a segno anche 3 volte, dunque voglio dire, il fatto delle punte lo stiamo ribadendo un po' quasi tutte le trasmissioni. Io direi di aspettare un attimino, perché comunque la partita scorsa ne avevamo fatti 3, eravamo tutti contenti. Questa partita ci ha detto anche un po' male, insomma, palo, sfiorato il gol più volte, ci si mette anche un po' di sfortuna. A me viene difficile dire un po' di sfortuna, però devo dire che in questo momento è così. Io aspetterei ancora 3-4 partite per giudicare veramente questi ragazzi che abbiamo lì davanti, senza mettere subito la croce addosso. E certo, arriva il Venezia, una squadra che sta andando molto bene, una rivelazione secondo me di questo campionato, perché dopo il campionato scorso, voglio dire, che si è salvato quasi all'ultima di campionato, devo dire che ha fatto una buona partenza, una squadra che sta giocando molto bene, una squadra molto pericolosa, dunque dobbiamo prendere con le molle questa gara, perché anche noi abbiamo bisogno di fare questa vittoria interna, però con grande attenzione. Senti Alberto, ti volevo dire, tu non so se hai conosciuto il dottor Franco Agostini, che è venuto a mancare, ne abbiamo parlato anche più volte, lui è stato vicino anche al Cosenza Calcio, dermatologo, ha iniziato, ecco lo vedete adesso sul monitor, è venuto a mancare. Io voglio fargli diciamo, le condoglianze alla famiglia, Pierpaolo, Mariella, ai figli, e nello stesso tempo, in modo particolare, lo ricordo con grande affetto, perché 27 anni fa abbiamo iniziato a Lupo con lui, insomma, sempre su TEN, è stato un grande. Franco è una persona educata, una persona per bene, un galantuomo, e all'epoca nella gestione Pagliuso era anche dermatologo, era del Cosenza Calcio, ti ricordi bene? Infatti tu volevi fare le condoglianze alla famiglia, ti lascio il microfono, anzi la linea, per dire quello che vuoi. Prego Alberto. Certamente, una persona veramente d'altri tempi, persona per bene. Io lo conoscevo molto bene, anche perché poi saliva ogni venerdì o sabato, non mi ricordo bene, che c'era sempre la festa su all'Hotel Virginia, anche tu eri molto presente con gli altri amici miei dirigenti. Una persona sempre vicino alla squadra, una persona veramente che ha dato tutto, tanto amore per il Cosenza. Io veramente mi associo
alle vostre condoglianze e ci dispiace tantissimo. Lo salutiamo con grande affetto, lo portiamo sempre nei nostri cuori, dottor Agostino, persona disponibilissima, elegantissima in tutti i sensi. Allora, Roberto, forse volevi chiedere qualcosa ad Alberto, prego. No, quando io sento Alberto dire siamo stati sfortunati mi riempie il cuore, perché Alberto è cosentino, Alberto mi riporta indietro di Tanti anni, 30 anni, quando io... Di troppi Quando, anni. lo so, quando io impazzivo per le sue giocate, insomma, voglio dire, e quando sento dire lui siamo stati sfortunati, sento che è ancora un cosentino verace e mi riempie di gioia. Certo, lo so, ma è così No, legato... Prego, ma noi Alberto. siamo tutti tifosi del Cosenza, perché comunque Cosenza è sempre nel nostro cuore. Io ho fatto tantissimi anni giù, ho giocato 3 anni, ho fatto altri 5-6 anni da allenatore, un anno da team manager. Per me Cosenza veramente è la seconda patria, il secondo paese, una città importante per me, e dunque siamo sempre attenti a cosa fa la domenica la nostra squadra del cuore. È normale. Poi io dicevo che siamo sfortunati, io dico che siamo stati anche sfortunati in queste partite, perché tanti episodi che vanno male così e anche un significato un po' negativo, un po' di sfortuna, che secondo me alla lunga questa sfortuna finirà, e vedrete, io ne sono certo, che questi giocatori e queste punte ci daranno grosse soddisfazioni. Questo è il mio augurio, perché credo nel lavoro anche del direttore. Certo, un grosso abbraccio e un buon Natale. Vabbè, Fabio, Roberto, Pino, tutti quanti. Sono d'accordo con Alberto Urban, bisogna stare sul pezzo e non sottovalutare l'avversario. Se fossi un tifoso dell'Ascolo, della Cremonese o della Reggiana mi preoccuperei, ma sono tifoso del Cosenza e sono tranquillo perché la squadra gioca bene. Un saluto a voi tutti. Gabriele Spadafora, lo salutiamo, il cardiologo Spadafora, buonasera anche, benvenuto su Tennis. Ci sono tanti messaggi. Stasera ospiti di lusso, questo è per Roberto Tuscolano, insomma, grande lusso di Roberto Tuscolano. Dobbiamo essere contenti di questo Cosenza, in ogni partita abbiamo 6 palle gol, però purtroppo, secondo me, come ho detto io, se non riusciamo a metterla dentro la palla, a volte, anzi, ritorniamo con le pipe nel sacco, e quindi la classifica poi diventa sempre più difficile. Allora, Pino Citrigno, che vuoi dire ad Alberto? Sei d'accordo su quello che ha detto? Bisogna ancora aspettare, stare tranquilli, oppure ci dobbiamo preoccupare, secondo te? No, Alberto ha ribadito quello che avevo detto io poco fa. Alberto è un grande conoscitore del calcio e quindi sa bene che bisogna rodare questa squadra. Io l'ho detto prima, che se tu la rinnovi in molti reparti e in molti ruoli è normale che devi dare il tempo poi di farli amalgamare e comunque di impostare quello che poi Roberto Chiuzzi vuole vedere sul campo. Poi lasciami comunque sottolineare anche il fatto che noi siamo deficitari soprattutto in casa, perché poi alla fine fuori casa siamo riusciti a fare 2 vittorie esterne su 2 campi difficili, quindi penso che forse ecco il problema, e qua voglio andare un po', voglio sentire forse meglio Albertino, nel senso che è vero che bisogna aspettare le punte, però probabilmente riusciamo a fare gol fuori casa perché giochiamo molto più di rimessa e quindi con una squadra molto veloce che punta subito la porta avversaria riusciamo a concretizzare. In casa, dove probabilmente il peso offensivo deve essere maggiore, deve avere probabilmente un finalizzatore di peso e quindi più importante, magari non voglio dare la croce all'attacco, però sai, le punte che abbiamo sono giovani, forse non riescono a sfruttare al meglio le loro capacità. Certamente se aspettiamo qualche altra partita e Roberto Chiuzzi riesce a trovare l'amalgama giusto e la quadratura del cerchio, penso che anche i giovani possano venire fuori, uno tra tutti magari Sueva, che sta dando già belle soddisfazioni. Quindi certo, dobbiamo avere un po' di pazienza e aspettare, però penso che, come dicevi tu prima, Albertino mi dovrebbe dare conforto, domani è una partita importante perché dobbiamo uscire dal campo. Certamente sarebbe molto meglio con una vittoria, però guai a perdere la partita di domani perché è veramente importante.
Alberto, che vogliamo dire a questo che hai detto Sono, Pino? sono d'accordo veramente perché noi abbiamo una squadra molto veloce, una squadra che fuori casa attacca molto alta, poi ruba palla e parte subito in velocità. In casa probabilmente se le squadre si chiudono molto ci mancano probabilmente qualche volta quei centimetri lì davanti di buttare la palla in mezzo e fare questo gol di testa magari, perché negli spazi stretti comunque viene difficile trovare le giocate in velocità e nello spazio. Questo è vero, questo sicuramente è vero, difatti noi fuori casa abbiamo fatto benissimo, però quello che ci veramente ci dà questa forza di credere in questa squadra e questo gioco che erano tanti anni che il Cosenza non dava queste soddisfazioni, perché abbiamo sempre la palla noi, giochiamo sempre in avanti, fuori casa giustamente come dicevi tu abbiamo questi spazi che quando si ruba la palla troviamo questi varchi, questi inserimenti, e in casa probabilmente le squadre si chiudono leggermente, a noi mancano magari certe volte quei centimetri di buttare dentro la palla in mezzo e magari una punta ti va gol di testa. Questo sicuramente è vero. Senti Alberto, oltre a questo attacco che diciamo è sotto gli occhi di tutti, insomma, perché come più volte sentiamo sui media, sui social, insomma i tifosi purtroppo allo stadio non ci sono, non contestano perché non si può andare allo stadio, perché penso che forse se c'era lo stadio diventava difficile magari andare avanti, perché poi quando arrivano le contestazioni arrivano quelle pesanti, però voglio dire, anche lì dietro secondo me c'è bisogno di qualcosa, di intervenire, oppure va bene così secondo te? Ma va bene, siamo una delle migliori difese del campionato, e quando la difesa è buona significa che difende bene tutta la squadra partendo dalle punte, e questo è quello che sta creando il mister Roberto. Dunque noi difendiamo molto bene in 11 e credo siamo la terza, quarta o quinta difesa del campionato, dunque per una squadra che si deve salvare, diciamo salvare, una squadra che gioca non per vincere il campionato, credo che sia questo un risultato importante. E certo ci mancano quei 4-5 gol che secondo me potevamo farli e la via bendata ci ha detto di noi in questo momento, e se arrivano anche questi benedetti gol secondo me il Cosenza non giocherà per la salvezza ma giocherà magari per un campionato tranquillo e per darci delle belle soddisfazioni. È che la tifoseria questo vuole, perché poi più che altro molti sostengono, dice, ma è possibile, chissà se riusciamo oggi o domani a giocare per un playoff, per obiettivi diversi, questa città, visto la Regina che ha avuto la Serie A, il Catanzaro, il Crotone che è in Serie A, insomma i tifosi rivendicano questo in qualche modo, una programmazione, un obiettivo diverso, cosa che molto probabilmente con questo momento difficile sarà difficilissimo oggi, scusatemi il gioco di parole, ma ripeto, non è facile programmare con obiettivi importanti. Adesso l'ha fatto la Regina, a pagarne è stato Mimmo Toscano, perché sapete che Mimmo è stato esonerato, poi è andato Barone sulla panchina, ma ha perso anche in casa, quindi molte volte non è che è detto perché prendi i giocatori buoni e vinci i campionati, no Alberto? Quindi bisogna veramente andarci con i piedi di piombo anche su questo. Beh, adesso è un momento difficile anche economicamente, voglio dire. Io credo che il Cosenza ha fatto una buona squadra. Il Cosenza, se continua a giocare, io dico che il Cosenza non gioca per salvarsi, ne sono certo. E io il vedere, il guardare un po' la classifica, io credo che prima o poi il Cosenza possa uscire da questa zona e lottare per magari anche per una zona playoff. Vediamo anche, come dicevi tu, le squadre importanti che stanno tipo il Monza, che hanno investito tanti soldi, come la Regina, sono in grande difficoltà. Noi, avendo cambiato parecchio, è normale che c'è bisogno un po' di tempo, e io sono certo che col gioco che stiamo facendo, e se troviamo questo qualche gol in più lì davanti, possiamo fare un campionato che veramente ci può dare grosse soddisfazioni. Allora, prima della pubblicità, Alberto, mi dicono abbiamo una telefonata in diretta, così poi andiamo in pubblicità. Chi sei? Pronto? Giusto, veloce, Fabio. rapido? Prego? Massimo. Prego Massimo, cosa vuoi dire? Velocissimo, vai. Sì, un attimo Fabio, una cosa importantissima, un appello al Presidente, se per Natale mi faccia questo regalo, che mi faccia ritornare al Cosenza, e forza Lupi che vinciamo contro il Venezia. Un abbraccio e buon proseguimento. Ho capito. Massimo
la speranza è sempre l'ultima a morire. Alberto, Massimo è un ex magazziniere del Cosenza Calcio, Pino, vero? È stato anche con te, c'era quando c'eri tu? Sì, Sì, c'è stato ci prova, nell'ultimo dalla mia periodo nostro. la mia trasmissione ci prova e lo dice. Ma guarda, io voglio rifare questo appello al Presidente Guaraci, perché Massimo veramente è una persona che impazzisce per la maglia rossoblu e per il Cosenza Calcio. È un ragazzo che ha solo questo nella vita, ritornare ad avere un ruolo di magazziniere all'interno del gruppo. È una spesa minima che penso che in questo momento il Cosenza Calcio possa sopportare, quindi rifaccio l'appello al Presidente Guaracio perché tenga in considerazione questo ragazzo e gli possa offrire almeno questo scorcio di campionato, la possibilità di entrare a far parte dello staff organizzativo del Cosenza Calcio. Ripeto, è una spesa che ritengo sia nelle possibilità del Presidente Guaraci di sostenere. Vabbè, se nel caso te la puoi accollare anche tu. Guarda, io l'anno l'anno scorso gli avevo fatto anche una proposta che sì. se gli dava questa possibilità a Massimo, una parte dell'ingaggio me lo sarei caricato come sponsorizzazione. Che bella Più di cosa. questo non so che fare. È stato grande. Qua zio Pino ci ha veramente messo a tappeto, vero? No, Alberto, perché conosco veramente l'amore che ha Massimo per il calcio lo so. e ti posso assicurare che lui non chiede altro. Lo so, ma mi chiama quasi ogni lunedì per dire io, ripeto, il messaggio sarà arrivato al Presidente, Massimo, se anche Citrigno, vedi, si è messo a disposizione, speriamo bene che ti possano richiamare, vediamo un attimino, dai. Alberti, per il momento io ti faccio i migliori auguri, un buon Natale in famiglia, a tutta la tua famiglia, va bene? Se vuoi salutare i tifosi del Cosenza lo puoi fare, prego. Grazie tanto, un abbraccio anche a voi, un buon Natale e un buon anno e ci sentiamo alla prossima. Ci sentiamo alla prossima, poi per fine anno ci sentiamo di nuovo, dai. Forza Lupi sempre. Grazie Alberto, un abbraccio anche a te. Serata. Ciao. Buon Natale. Allora, ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo, sempre in diretta qui su TEN con Al Lupo, a fra poco. Ed eccoci ritornati 21:32 in questo preciso istante. Saluto il mio amico Natalino che mi segue naturalmente con Gigahertz, un abbraccio anche a lui e a tutti gli amici che sono insieme a me in questa trasmissione, le aziende che sono vicine a noi. Un abbraccio a tutti voi. Allora, ritorniamo in diretta, vi ricordo che c'è la possibilità per tutti voi di intervenire, il numero lo conoscete, eccolo qua, 0984 25 525, in diretta su TEN, canale 10 del digitale terrestre. Insieme a me Roberto Tuscolano sulla camera 1. Roberto, come sta andando? Sono rilassatissimo. Ci sono un sacco di messaggi, poi ti ho messo pure al caldo, vedi? Climatizzatore, sei bello caldo come un bomboloccio. Sono a mio agio, agio. Però i messaggi arrivano, tanti amici che Sì, grazie a Dio io sì. L'unico neo tuo è questo fatto della Juventus. Sono della Juve, purtroppo sono Juventi. Un difetto doveva averlo, no Fabio? Me lo dicono tutti. Però vi state riprendendo, dai. Me lo dicono tutti. Adesso Pirlo stai ingranando, insomma, no? Dybala forse va via, non so se va via o non va via, però noi diciamo parliamo del Cosenza, che è meglio della Regina, del Catanzaro, quindi potete chiamare da Paolana, perché un ragazzo che mi ha scritto io ho 32, aspetta che vi dico, ho 30 anni, ho 32, si chiama Cuciniero, non so come si chiama, sono tifoso della Paolana, sono di Paola, provincia di Cosenza, in Calabria, mi ha scritto, e sono tifoso della Paolana. E un abbraccio anche all'amico di Paola, quindi agli amici della costa tirrenica cosentina. Vedo nei monitor direttamente collegato dalla Casa Bianca, perché lui è tipo Natale, tipo quei filmati, quei primi piani particolari. Guarda, Francesco Mannarino della Gazzetta del Sud, eccolo qua, complimenti per l'albero, Francesco. Se non ti sento, Francesco, se non ti accendi il tuo microfono non so che cosa ti manca di acceso. È attivo il mio microfono. Adesso sì, adesso ti sento. Adesso mi dovreste sentire. Perfetto. Buonasera a voi. Forte e chiaro ti sentiamo. Bene, direttamente bene. dalla Gazzetta del Sud, Francesco Mannarino insieme a me, non so se vuoi salutare Tuscolano o Citrigno, non so se... Certo.
Buonasera, Saluto Francesco. entrambi, saluto Pino, saluto Roberto che sono cari amici, saluto Ciao, entrambi, saluto Francesco. te, saluto i telespettatori da casa. Non sono a Gazzetta del Sud, come avrei capito, sono a casa mia, Fabio. Vabbè, lo so, però scrivi per la Gazzetta del Sud, insomma, giornale storico, no? Quindi certo, voglio dire, giornale la, storico. la storia l'ha fatta la Gazzetta del Sud, ma Roberto Tuscolano ci può dire Su se qualcosa. confermi o non confermi. Roberto ne sa qualcosa, Roberto ne sa Confermo, qualcosa. Conferma praticamente. Poi è vicino anche Roberto, perché ce l'ha sopra e sotto a Piazza Kennedy, lui va, vede, c'è siamo Badolato. sempre in contatto con loro. Siete sempre in contatto con la Gazzetta. È Allora, vero, è vero. Francesco, se mi fai un punto sulla tua situazione, ti volevo chiedere anche, anzi abbiamo dato anche i convocati di domani, ve li do perché sono usciti poco fa, nel primo pomeriggio, e vi dico subito chi sono i convocati di domani, eccoli qua. Allora, i portieri naturalmente ci sono tutti e tre, sì, i portieri ci sono, 3 portieri, sono, va bene, oltre a Saracco e Falcone, Corsi difensori, Corsi, Tiritiello, Idda, Bauli, questo, si chiama Bau. Legittimo, Vera, Bittante e Ingrosso. Poi Balulì, e questo si chiama questo l'ho detto giusto, Sciaudone, Bruccini, Conè e Petrucci. In avanti attaccanti sono stati convocati Baez, Petre, Carretta, Sacò, Borrelli, Ghiozzi e Sueva. Questi sono i convocati per domani la partita contro il Venezia. Mettiamo da parte quella di Cremona, Francia, chiama chi di Venezia di domani che... Andiamo a quella di Venezia, Fabio. Non ti faccio vedere nemmeno la classifica perché è inutile, che ormai l'hanno già vista, la conoscono tutti, non ti dico Non i la marcatori perché è inutile che li facevi. Andiamo direttamente a domani sera. Che partita ti aspetti e cosa vogliamo dire? Intanto una premessa obbligatoria rispetto ai convocati che hai appena citato tu. Sì. L'unico che manca, se avete notato, è Schiavi. Schiavi da un po' di tempo non è tra i convocati, pare che sia ancora infortunato. Lo abbiamo chiesto al ministro Chiuzzi in conferenza stampa e ci ha risposto che dovrebbe essere infortunato, ma questo dovrebbe ancora non è che ci convince più di tanto. Vabbè, lasciamo stare i convocati e parliamo di Cosenza Venezia. Anzi, un'altra notizia ve la do. Sta giocando la Salernitana con l'Entella in questo preciso istante e il risultato è di 0-0, Fabio. Sì. La Salernitana che insomma sta cercando di fare questo campionato di vertice. La partita col Venezia, io dico subito che è una partita crocevia per il Cosenza. Il Cosenza, così come hanno detto i tuoi amici e graditi ospiti, così come ha detto Albertino Urban, sta giocando benissimo, gioca bene, però come te sappiamo, come ci malediciamo, insomma, gli attaccanti lì in tribuna stampa quando vediamo le nostre partite del Cosenza in casa, allo stesso modo dobbiamo dire che è arrivato il tempo di segnare, che segnino i centrocampisti, che possano segnare gli attaccanti, che possa segnare ancora un Tiritiello di turno. Dobbiamo mettere questa caspita di palla in rete. Manca un po' di fortuna, un po' quello che avete detto anche voi in studio, però io sono molto fiducioso per la partita di domani sera, perché i risultati, se si gioca questo tipo di calcio, i risultati prima o poi arrivano, la fortuna prima o poi arriva, e non è solo per fare una battuta al nostro amico presidente Guarascio, che sappiamo che è un uomo fortunato, speriamo che sia così fin quanto rimane presidente del Cosenza Calcio, però al di là di questo scherzo, se si gioca in questo modo i risultati arrivano. Il Cosenza è messo benissimo in campo, è inutile dirlo più volte. Devo dire spesso in questo caso una lancia a favore degli attaccanti. Vado questa volta contro tendenza rispetto agli interventi che ho fatto in precedenza, un po' tutto a quello che pensiamo un po' tutti. Io penso che gli Ozzi si stia muovendo bene, però è arrivato anche il tempo di dare dal primo minuto di gioco spazio a Petre. Non so se sono d'accordo Pino Citrino, se è d'accordo Robertino, se sei d'accordo tu, Fabio. Penso che sia arrivato il momento di dare spazio Petre, io penso che allora hai detto una cosa importante, poi il campo che ti dà i verdetti, il campo che ti dà la partita e il fiuto del gol, se non giochi purtroppo non entri nei meccanismi. Poi bisogna vedere lui come prepara le partite in settimana, se vede più gli Ozzi o Petre. Certo che sono 2 giocatori, ma anche questo Borrelli che l'abbiamo visto poco e niente, poi non va in fiducia, se non giochi, capito, io non lo so. Guarda, Pino, una cosa che vogliamo dire su va questo? detta pure. Poi è ovvio che Francesco, qua siamo tutti navigati. Allora, al Cosenza, secondo me, il mio punto di vista,
manca un attaccante importante, un attaccante che di prima fascia, l'ho detto più volte. Petre sicuramente sarà un grande giocatore, come anche gli Ozzi, come Borrelli, però potevano essere delle alternative che doveva avere Occhiuzzi in panchina. Loro hanno creduto in questi due ragazzi, in questi giovani, che ben vengano, però ripeto, non hanno uno score diciamo, importante. Il Cosenza aveva bisogno, e secondo me penso che si starà guardando intorno, di un giocatore di categoria, capito? Uno Sì, che sono d'accordo, però è inutile ci giriamo intorno, però per avere quelli, caro Francesco, ci vuole la monetina, ci vogliono i soldini, spendere. come diceva Poli, il mio amico Stefano Poli, ci vogliono i soldini. È ovvio che costano dai 300 ai 400 mila euro un giocatore del genere, e forse Guarascio non ha le possibilità in questo momento, non lo so. Pino, che vuoi dire su questo? No, quello che dice Francesco è giusto, però io forse vengo da una scuola diversa, nel senso che probabilmente a Roberto Occhiuzzi manca una gerarchia di punte, cioè ne abbiamo tante, su tutti bravi, però lui non deve capire chi è quello su cui, o quei due su cui deve puntare in maniera decisa, e Roberto si sta guardando un po' intorno, questa è una mia opinione, cioè non abbiamo una gerarchia di punte. Probabilmente non avremmo questo problema se noi, come dicevi tu, avessimo avuto una punta centrale di ruolo forte su cui poi intorno Roberto poteva far ruotare i vari giovani, le varie giovani promesse che in questo momento abbiamo in organico. Però certamente io dico una cosa, nel momento in cui abbiamo questa situazione è inutile recriminare e buttarci la croce addosso, o peggio ancora, come dicevi tu prima, e io sono completamente in disaccordo, quello di andare a criticare, andare a contestare la squadra. In questo momento la squadra non si può contestare, non si deve contestare, perché innanzitutto io penso che ha un organico che certamente può fare meglio dei punti che ha, perché dicevo prima, fuori casa stiamo andando bene perché probabilmente Roberto ha trovato le sincronie giuste, dobbiamo recuperare in casa. Il tempo per recuperare c'è, io spero che già domani possiamo tornare a casa con i 3 punti. È naturale che bisogna andare sul mercato e prendere la punta. Il punto è questo, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Cioè, le cose vanno dette, ma non ci nascondiamo, perché, però voglio dire, aspetta, però andare oggi a contestare una squadra oggi non contesti niente, che però comunque il problema sta dando l'anima e comunque sta giocando bene, poi è normale, se hai un difetto è compito poi della presidenza andare a colmare quel difetto. Non si discute, la squadra, l'abbiamo detto, che stanno facendo bene, però tu sai benissimo che poi alla fine, se non vengono i risultati, a pagare sono sempre i primissimi allenatori, è inutile che ci giriamo intorno. Cioè, se il Cosenza malagolatamente perde 2 o 3 pari lì sotto, poi non giri più a quei numeri, capito? Però, e poi i miracoli non si ripetono ogni anno. Voglio, guardate Fabio, che però il problema, allora, Fabio, noi ci siamo fermati con il lockdown. Era una squadra spacciata, è una squadra che la sceglie, tutti quanti Pagliuso Vattene, perché dicendo ormai ci hanno messo Pagliuso, però di Guarascio gli hanno detto tutti i colori. Allora oggi non vorrei che ci ritroviamo poi a distanza, anche se giochi bene, però un tifoso che giochi bene non gliene frega niente, i punti. Fabio, ma in questo momento andare a contestare la squadra o la società, tu in questo momento che tu contesti la società è inutile, la società in questo momento non può manovrare, deve aspettare il mercato di riparazione. Ma nessuno ha parlato ma se tu vai a contestarmi la squadra, allora, purtroppo a Roberto gli è stato dato questo organico. Ho capito, ma sto non è che ha un organico da promozione, ha un organico per fare un campionato onesto. Pino, in questo momento il campionato onesto lo stai facendo. Cerchiamo di sgombrare il campo allora, nessuno ti sta dicendo che la squadra va contestata o meno, per carità di Dio. Io sto dicendo che oggi bisogna guardarsi intorno, perché poi i miracoli non li puoi fare ogni anno, capito? Ti voglio dire, non è facile fare il miracolo dello scorso anno, perché nessuno ci avrebbe scommesso 5 lire sulla salvezza. Ma non è vero, guarda, ma non è vero, ma non è vero. Francesco, scusa, una puntata così, una scommessina, quando ci puntavi sul Cosenza che si poteva salvare lo scorso anno? Scusa, ma ti è capitato anche il gol di Capitano, Fabio, perdonami, perdonami,
perdonami, perché una sera eravamo alla locanda che stavamo facendo la trasmissione e un ragazzo che tu hai intervistato ha detto dovete dire ai giocatori di impegnarsi, che i giocatori ci stanno facendo perdere il campionato. Se ricordi bene, io dissi scusate, perdonate, io ho fatto anche il presidente e il vicepresidente di una squadra, non certamente in Serie B, ma io un giocatore che entra in campo per perdere o che non si impegni, io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Ma se qui stiamo Tant'è vero, ho detto, abbiate fiducia che, Francesco, scusami, ci possiamo ancora salvare. Vabbè. Allora, ti è andata bene, è andata alla grande, ci siamo salvati, siamo ritornati, però ti voglio dire, qua tutti, dalla scorsa settimana, 2 o 3 partite che ha sbagliato Baez, hanno messo in croce, ma Baez è uno dei giocatori di prima fascia, un giocatore che salta, è l'unico che veramente ti fa la differenza in questa squadra. Come deve stare anche Carrelli. Infatti dire, noi abbiamo un unico neo, ci manca un attaccante centrale, per 10-11 la squadra va bene, tant'è vero che ti ha detto anche Albertino Urban, giustamente, che hai la terza, quarta migliore difesa, a centrocampo stai giocando bene, ti manca sta punta centrale, punto. Se si va al mercato di riparazione e Guarascio va sul mercato e dà a Trinchera la possibilità di trovare una punta da doppia cifra, che ci sono, tu quest'anno non ti dico che vai in Serie A, ma rischi pure di arrivare per fare i playoff. Abbiamo detto questo. Francesco, che vuoi aggiungere, prego? Sì, aggiungo una cosa particolare, Pino, non so se ci sono veramente questi attaccanti da 20 gol, me lo auguro che si trovi, insomma. Dico una cosa che sembrerebbe scontata, ma non lo è. Lo abbiamo detto in una delle trasmissioni a cui mi ha invitato lì in studio Fabio. Il campionato di Serie B, attenzione, è un campionato non solo difficilissimo, ma lungo. Wow. È inutile ribadirlo più volte. Parlare oggi di uno scenario che non sappiamo davvero dove e come andrà a finire è assolutamente insensato. Perché questo? È vero, è verissimo quello che dite entrambi, se posso fare l'arbitro tra Fabio e Pino. Roberto, non so se tu sei d'accordo con me, ma è verissimo, lo sappiamo tutti, che manca l'attaccante e questo attaccante deve fare i gol. Che si trovi sul mercato o che si valorizzi quello che si ha, questo è compito di mister Occhiuzzi e della società. Ma, ripeto, basta avere un po' di fortuna in più, e nel calcio noi siamo un po' tutti addetti ai lavori, sappiamo tutti di cosa parliamo. Basta un po' di fortuna in più e davvero anche con questo organico io sono convinto che si possa fare benissimo. Francesco, io metterei da parte il fatto della fortuna nel calcio, ti può andare bene una volta, 2. Io penso che le squadre vanno allestite con un criterio ben preciso, è inutile che stiamo a girare, se l'Inter non avesse avuto a Lukaku di stiamo parlando, cioè voglio dire, se la Juve non ha Ronaldo di che cosa parliamo? Allora qua manca, c'è un signore che qua ha scritto anche su Tenna adesso sulla chat, che dice è un peccato, con un attaccante di peso, magari 150 kg, si parlava di tutt'altro, ma è ovvio che sicuramente questo è un discorso che deve far pensare, non bisogna sbagliare a maggio, a giugno, le squadre si fanno a giugno, a luglio, non si fa a gennaio, tu a gennaio pensare che puoi trovare, poi si deve adattare, si deve integrare, non è facile, per questo ho detto perché invece, visto e fermo restando che lo scorso anno abbiamo sofferto, siamo stati fortunati, abbiamo vinto una lotteria, perché restare in Serie B lo scorso anno è come se avesse vinto una lotteria, e che diamine, io secondo me a giugno, appena finito il campionato, doveva mettersi visto che ha dato via Riviere, doveva fare ferro e fuoco e pigliare una punta importante, questo, e secondo me manca anche un difensore a questa squadra, perché il campionato è lungo, io lo sto dicendo da più tempo, manca un difensore centrale, manca un difensore di peso anche lì, e quindi non è solo la punta, io penso che se poi vogliamo parlare di altro, di una salvezza tranquilla, perché non pensate che le altre squadre dormono, che poi si attrezzano tutti, quindi poi la fortuna ti abbandona e poi quando pigli ascesa, come diciamo noi Paolo, come ha detto quel ragazzo, diventa difficile. Vabbè, che vuoi dire, prego. Poi salutiamo Francesco, vai. Ciao Francesco, buonasera. È bella, ascesa di Paolo c'è l'origano, no? Poi Fabio, allora noi stiamo facendo un discorso che però lascia il tempo che trova, sai perché certo. Il nostro presidente, che io ammiro, perché c'era la cosa ha preso una società, ci ha portato in Serie B e lo dobbiamo solo ringraziare, non emette soldi per il Cosenza, non ne spende soldi per il Cosenza, caro Fabio, lo vogliamo dire, non investirà un euro per il Cosenza, lui male che vada deve andare pari e patto,
Cioè lui col Cosenza non investirà un euro, altrimenti No, vabbè, li sta investendo i soldi, dai. oi, Fabio, Certo, tu dici non Fabio, non il ne nostro mette di più presidente di quello. non si svena con Cosenza, proprio. non comprerà mai la punta da 20 gol perché Allora, mi dicono che c'è una telefonata in linea, poi salutiamo Francesco, che abbiamo in linea, poi c'è un signore che sta aspettando. Pronto? forse. Sì, Fabio? prego. Buonasera, Giuseppe da Catanzaro. Ciao, come stai? Buonasera, Giuseppe è un nostro assiduo telespettatore da Catanzaro Lido o da Catanzaro città, paese? Catanzaro nel centro, è un quartiere Va bene. in Prego, periferia di Catanzaro. cosa vuoi dire ad al lupo? Prego Giuseppe. Giusto, mi ha rubato quello che praticamente stavo già ascoltando perché ero in diretta. Il tuo amico è tifoso tuscolano. Sì. Io secondo me, per quello che ho seguito nella trasmissione, al di fuori volevo dirti una cosa, ti ricordi che avevo chiamato prima della partita con l'Ascoli e ti ho detto che il Cosenza avrebbe vinto, ti ricordi? Sì. Io sono convinto che il Cosenza, al di fuori di quello, ha una buona squadra. Sicuramente, come dicevo Tuscolano, il tuo amico tifoso, praticamente secondo me il Presidente non spende una lira. Sai perché? Perché naturalmente già con questa lui secondo me ha fatto un calcolo di potersi salvare. Quindi l'attaccante dei 20 gol, come dicevi tu, il Presidente secondo me non lo prende, anche se ogni tanto ai Presidenti va contestato, non è che non si può contestare, va contestato in modo civile, dove praticamente il tifoso non può stare sempre attaccato o rimanere alla porta ad aspettare che un Presidente faccia il bello e il cattivo tempo. Sicuramente oggi le squadre, specialmente in Calabria, vedi, perdi la partita e Toscano è stato esonerato a Reggio Calabria. Certo. Ne ha fatto le spese, e anche se in quel momento si diceva che la Regina avesse una squadra competitiva per arrivare in Serie A, cosa che in questo momento, tu pensa, Lentella in questo momento sta vincendo a Salerno 0-1. Cioè, il campionato di B purtroppo è un campionato particolare, che lo conosciamo un po' tutti. Ci fa perdere proprio le scommesse, sicuramente passa la voglia di giocare lo conoscono molto meglio. Vabbè, Io sono convinto di una cosa, che il Cosenza ha una buona squadra, un buon organico e un buon allenatore. Secondo me, come diceva l'amico, l'attaccante non lo prende, ma potrebbe prendere un attaccante di 10 gol. E quei gol che mancano al Cosenza in questo momento per poter salvarsi tranquillamente. Poi naturalmente la Serie B è stranissima, vedi, una partita ti trovi sopra, una partita ti trovi sotto. Lentella sta vincendo a Salerno. Lo so, ho visto, Mancoso ha segnato. Quindi per questo ti dico, il campionato di Serie B è un campionato stranissimo. So. Ma quello che ho detto io. Comunque, Catanzaro come sta andando, Peppe? Va bene? Fabio, abbiamo pareggiato 2-2, ma abbiamo regalato altri 2 punti. Va bene, perché? L'importante è che come ti dicevo nelle volte precedenti, se l'allenatore non è in grado di gestire una squadra, io ti torno a ripetere, secondo me Occhiuzzi è un valore aggiunto al Cosenza, mentre Calabro a Catanzaro è un valore in meno per la squadra che ha, perché in Lega Pro una squadra come il Catanzaro ha una Ferrari e va come la 500. Tu pensi che con la Juve Stabia, in vantaggio di 2-1, toglie l'attaccante e mette il centrocampista, quindi va a coprirsi, prende il gol e rischia di prenderne un altro, quindi rischi di perdere una partita che potevi vincere. Quindi secondo me l'atteggiamento di un allenatore non è quello di un allenatore vincente. Io mi auguro che il Cosenza domani vinca, come ti ho detto già nelle precedenti, perché io sono sportivo e poi tifoso della mia squadra sicuramente. Va bene. Ma auguro a tutti voi un buon Natale e buone feste a tutte le famiglie. Grazie per il tuo bocca al lupo al Cosenza e a te Fabio che sei straordinariamente di parte numero quindi uno. naturalmente un in bocca al lupo al Cosenza ai tuoi grazie per i complimenti e auguri. Buon Natale anche a te Giuseppe. Grazie. Allora, vediamo Giuseppe, sei un tifoso calabrese, vede con oculatezza e dice quello che pensa. Allora, Francesco, prego, se vuoi aggiungere qualcosa così ti lasciamo, che abbiamo Clausi subito dopo. Sì, ti lascio con una riflessione in più che la chiedo al mio amico Clausi, un po' agli ospiti
in studio. Siamo convinti che al di là dell'attaccante il modulo scelto da Roberto Chiuzzi sia quello che convince di più, soprattutto viste le ultime 2 partite. Siamo sicuri che con quello schema di centrocampo e con le 2 fasce sia il metodo migliore con i giocatori che ha nella rosa per giocare le partite? Vi lascio a voi questa riflessione. Una riflessione un poco particolare, però insomma un po' complicata. un po' complicata, però speriamo bene. Insomma, questo Venezia è una squadra, ho visto, molto compatta, sarà difficile, però ripeto, il Cosenza può giocare con tutti e vincerle le partite, Certo. sempre se sotto porta la mettono sta palladina, speriamo bene domani. Va bene, grazie Francesco, una buona serata. Ciao anche a te. Francesco, Buona serata a ciao. voi. Allora, ciao. Buona serata. Che vuoi dire? Va, ti sei ripigliato un poco? Mamma mia, ti porti finito, mi porti. Dai, dici. Ma io parlo per quello che vedo e per quello che ascolto. Cioè, secondo me, ti ripeto, Francesca ha fatto un'analisi precisa, però ti ripeto, se tu, ne parlavamo anche in un'altra trasmissione, se tu Presidenza dai all'allenatore degli attaccanti che sono tutte delle promesse o sono tutte delle scommesse che devi giocare, è normale che poi il mister deve cercare di fare quadrare il cerchio e quindi di capire su chi deve puntare, perché poi non è che tu ogni partita puoi fare ruotare 2 o 3 attaccanti. Probabilmente Roberto in questo momento non ha le idee chiare perché Ma non che non le idee, i le idee giocatori chiare non ce l'ha. gliele stanno dando. Ma le idee Io chiare parlo ce l'ha. dell'attacco. Certamente se la società gli avesse dato una punta su cui puntare e che quindi era, diciamo, nelle gerarchie la punta di diamante, la punta dell'iceberg su cui poi fare ruotare la squadra, penso che era molto più semplice. Però ti ripeto, io ritorno a dire che in questo momento, l'ho detto anche Francesco, è inutile polemizzare su mancano l'attaccante, manca il difensore. Noi in questo momento abbiamo questa squadra, Roberto l'ha amalgamata bene, la squadra gioca per il proprio mister, i risultati stanno venendo anche in maniera alterna. Probabilmente se gli diamo un altro po' di tempo riesce guarda, a fare no, non è- risultato, quindi non hai capito. Allora- non dobbiamo oggi essere ipercritici. No, noi dobbiamo dire le cose come stanno. Perché Ma non la è cosa, questione di ma la critici. cosa come Le sta in cose questo bisogna momento dirle. manca una punta centrale di allora. ruolo che ti fa il gol, Perché, che, allora- o meglio che risolve tutta la mole di gioco che fa la squadra. Però a questo punto non è che tu puoi fare un attacco frontale alla società o alla squadra. No, Bisogna per carità, aspettare certo. che si riapra il mercato. Speriamo che tutte queste avvisaglie arrivino, e spero che Trinchero lo faccia arrivare in maniera forte a Guarascio, in modo tale che il presidente, Francesco parlava di una punta da 20 gol, io mi accontenterei di una punta da 12-13 gol, che secondo me in questo momento sul mercato c'è. Si trova. Clausi, Quindi, c'è una secondo me, punta, a quel punto si risolve il chiediamo problema. a Clausi se c'è una punta di 12 gol, c'è una punta 12, ci sono le punte 12, di 18, 21, però bisogna vedere poi se c'è il Trapano, c'è uno Black and Decker, voglio dire, c'è una punta da 12, secondo te, Clausi, o no? 7, 8, 9, 10, 18, 20, e dipende quanti quattrini si vogliono mettere sul tavolo, tutto lì è il mercato. Come dice Lotito, portare moneta, vedere cammello, e la stessa cosa succede nelle stanze del calciomercato. Però Fabio, permettimi di salutare la stella polare del calcio cosentino, Pino Citrigno, che ha fulminato un po' tutti quanti noi come San Paolo sulla via di Damasco, o sbaglio, Presidente? Sì. Allora, Clausi, mi dicono dalla regia, il mio amico Giuseppe che è da Cutura, che è la contrada dove viene irradiato il segnale in tutta la Calabria di Ten, mi chiede la linea per la pubblicità, quindi ci fermiamo solo un attimo, però molti messaggi, vedi, questo parlare di fortuna, che ci vuole fortuna significa che non si ha la cognizione della realtà, del valore della squadra, quindi quello che dico io, ci manca come un pane un attaccante, un esterno destro e un difensore centrale per poter difendere la categoria. Quindi vedi, c'è gente che la pensa, poi altri mi danno, Fabio hai ragione, però ci fermiamo un attimo, la linea a te Giuseppe alla regia centrale, ritorniamo subito dopo insieme a noi con Allupa Lupa, fra poco.
Ed eccoci ritornati in diretta. Cerco di leggere anche qualche messaggio che arriva sul chat di TN, che è il numero, vedete, insomma, sono tanti i messaggi, qualcuno ve lo leggo. Allora, Presidente Citrigno, grandissima persona, questo è qualche amico suo che si fa scrivere ogni tanto. Gli ho dato i biglietti omaggio del Solo in cinema. ambito cinematografico, non solo in ambito cinematografico, ma dimostra grande talento anche nel calcio, anche perché poi rappresenta la Film Commission, adesso c'è Minoli, insomma, vabbè. Non bisogna criticare il Presidente, abbiamo una grande squadra, dobbiamo avere un po' di fortuna in più, questo usacci, però con la fortuna non è che vinci sempre, poi penso stasera tutti questi che hanno giocato l'uno della Salernitana come sono arrabbiati, quindi se avessimo avuto un po' di fortuna, quindi la fortuna poi alla fine ti abbandona, ti lascia. Comunque Clausi, ciao Fabio, questa sera hai fatto un'analisi ci vuole? Hai fatto un'analisi perfetta, hai qualche parente mio pure, vabbè, tutti cugini, nipoti, insomma abbiamo un grande ascolto di cugini e nipoti. Allora, più tardi abbiamo anche battaglia da Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, sulla Ionica Regina, ci farà il punto sulla Serie C della Vibonese e naturalmente anche del Catanzaro della Regina, però adesso c'è Clausi, eccolo qua, prego Antonio, puoi dare il tuo contributo, prego. Su che argomenti? Puoi parlare allora Antonio, è inutile che parliamo, cioè, guarda, la cosa bella, la televisione ormai la dovete fare voi, cioè, Antonio, uno che partecipa Antonio, fai 4-5 nomi di 4 attaccanti da 12 a 13-14 gol. Questo devi fare, poi ci metti pure i prezzi vicini, allora dice Ardemagni 350 più contributo e gol. Sì, prego, vai. Pino sa benissimo che sparare nomi nel mucchio non è pratica che mi appartiene. Quindi no, con cognizione di causa, Allora, il discorso, ribadisco, è semplicissimo. La prima domanda è: siamo certi che al Cosenza serva un attaccante? Quando io evidenzio, non abbiamo mai visto Petre, nel senso che se agli Ozzi è stata concessa la continuità di 2-3 partite per un minutaggio molto ampio di circa 70 minuti a match, a Petre questa cortesia non è stata mai fatta. Quindi posso capire il periodo di ambientamento che serviva, era fisiologico, naturale, perché si passava da un calcio sicuramente non competitivo e non agonisticamente prestante come lo è la seconda categoria italiana, e quindi era naturale che una persona che veniva dall'est, non conoscendo nemmeno la lingua, dovesse aspettare un po' di tempo prima di calarsi negli schemi già rodati comunque di Roberto Chiuzzi. Io credo che questo tempo sia passato e credo che una possibilità a lui possa essere data, ma ribadisco, non devono essere 45 minuti, devono essere 2-3 partite per capire se questo calciatore è in grado oppure no di fare al caso del Cosenza. Antonio, ti posso fare una domanda? Antonio, ti posso fare una domanda? Prego, devo fare una domanda. Ma con la classifica che hai, 12 punti, tu se fossi l'allenatore del Cosenza Calcio, dopo aver visto Petre, è un esempio, per ormai 3 mesi di allenamento, rischieresti di farlo giocare dal primo minuto senza pensare che puoi perdere una partita? No, non rischierei. Infatti io credo che domani Chiuzzi giochi come ha sempre giocato, vale a dire con Ballulì, con Baez e con Carretta, perché è inutile girarci intorno. Chiuzzi ama giocare in questa maniera, dove probabilmente un centravanti vero non è fondamentale nel suo ruolo, perché ama la fantasia in avanti, ama questi calciatori estremamente istrionici, questi calciatori veloci che riescono a saltare l'uomo, creare superiorità e permettere anche ai centrocampisti di affluire. Guarda, mi danno un aggiornamento in tempo reale, ha pareggiato Tutino, vedi, quindi ho parlato che dei tifosi che praticamente questi perdono le scommesse, speriamo che vince Salernitana, perché sennò si mette male. Allora, scusami, andiamo questo aggiornamento in diretta. Poi San Gennaro, si è sciolto nemmeno Usanghi San Gennaro, quindi voglio dire, però ci ha segnato Tutino, Gennaro Tutino, prego. E poi Pino, voglio aggiungere una cosa, e sono sicuro che tu mi darai ragione. Quando un allenatore, o meglio, un allenatore che cosa può fare? Portarti in area di rigore affinché poi i singoli realizzino il gol. Però Chiuzzi, pur più di portarti in area avversaria, non può fare.
lì dentro, nell'area avversaria, o c'hai qualcuno che segna o non ce l'hai. Non c'è una terza strada. La sfortuna non è un esercizio, come dire, certificato dalla realtà. È qualcosa a cui tutti noi, me per primo, ci appigliamo quando le cose non vanno come vorremmo. Quindi la verità è quella che diciamo. Quindi mi stai dando ragione alla mia analisi. Sì. Ad oggi non si è rivelato un calciatore che possa non far rimpiangere Rivière e Asensio all'interno dell'area di rigore. La famosa finalizzazione da 1 a 10, oggi siamo decisamente insufficienti. Però, torno a ribadire, prima di andare sul mercato e costringere il presidente Guarascio a, come dire, alzare il mattone e prendere il mallocco da consegnare poi a Trinchera, valutiamo bene tutti gli elementi in rosa, e questi tutti elementi in rosa mi riferisco principalmente a Petre. Vorrei vederlo e rendermi conto se questo è un calciatore che può fare o meno al caso del Cosenza. Ma secondo te, l'abbiamo visto sotto porta, ma per quel poco che abbiamo visto forse, come ho detto io, se non lo fai giocare più partite è difficile che entra nel ritmo squadra, capito? Io quello che ho detto prima, questi hanno scelto Petre, dovevano partire con Petre, se hanno scelto Ghiozzi, però voi vi dovete fidare anche dell'allenatore. L'allenatore, se l'allenatore ha questa rosa in attacco, e io ribadisco, senza una gerarchia precisa, probabilmente, e poi Antonio lo sta dicendo, che Roberto sta giocando con un modulo per cercare di portare più gente in aria, perché gli manca proprio quel rifinitore forte su cui lui può puntare certamente. Cioè, se tu, io faccio un esempio, se tu c'hai Ronaldo, la sai che giochi per Ronaldo, ma Ronaldo, se gli dai 10 palle in aria, 5 te le metti in porta. Se tu non ce l'hai, che hai 5 o 6 bravi attaccanti, io non sto discutendo che gli attaccanti sono scarsi, però quello è una promessa, quello è giovane, che ha 18 anni, quello viene da un campionato, è normale che io allenatore, dovendo partire, e non dimentichiamoci che abbiamo una partita ogni 3 giorni, e sono, come diceva anche prima Francesco Maneri, e lo ha detto anche Antonio, è un campionato lungo, difficile, la Serie B è 3 campionati in uno. Non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto campionati di Serie B dove ci sono state squadre che hanno fatto 10-11 vittorie consecutive all'inizio, poi sono scemate, si sono riprese, sono scemate e hanno rischiato di retrocedere. Quindi cerchiamo di capire. Al momento Roberto Occhiuzzi e tutto lo staff, sia tecnico che anche, diciamo, fisico, valutano i giocatori, però non avendo questo personaggio di riferimento, cerca di trovare un po' il bando della matassa. Se su Petre non ci punta, avrà qualche cosa dentro di sé che non ce lo fa puntare, perché, ripeto, non abbiamo la forza di rischiare di mettere un giocatore per provarlo durante una partita di campionato, che tu oggi li devi vincere tutte, perché non puoi pensare di dire sono in testa alla classifica, ho 9 punti di vantaggio sulla seconda, sta partita me la gioco, tanto se perdo. No, perché se tu domani fai giocare a Petre e Petre non ti indovina la partita e perdi col Venezia, lo spiegalo per i tifosi. Allora, ecco perché io ribadisco che la società deve capire. Allora, al momento manca questa pedina. Allora, guarda, scusa, la classifica è questa. L'ho detto già da 2 settimane fa, che qua basta perdere 2 o 3 partite e ti trovi in zona retrocessione, non è che e qua, se vai a vedere, sono tutti 10, adesso vabbè, Lentella rimane a 6 perché... No, non dimentichiamo che nemmeno che il Cosenza ha avuto una partenza terribile, perché abbiamo tutte le prime in classifica. Ho capito, non è detto che tu giochi con la prima o con la... Il Pisa è andato a Lecce e ha fatto 3 gol, adesso è andato a Lentella, vinceva a Salerno al primo tempo, cioè, sì, vabbè, ma non pensare che tu sei andato ad Empoli lo scorso anno e hai vinto 5-0, 6-0, manca la Juventus ci vinceva 6-0 ad Empoli.
sei andato a vincere a Pordenone, che non lo so come, cioè quei campionati, quelle che non si ripetono facilmente, è questo che io sto dicendo, che al Cosenza oltre alla, non pensate alla Palapo, manca anche un centrale, manca qualcosa, un esterno, ma mancano 2 o 3 giocatori, se vuoi fare un campionato di tranquillità e ti vuoi giocare anche qualcosa, poi bisogna anche l'allenatore che dice, no? Perché poi purtroppo oggi noi siamo all'esterno, sì, critichiamo, parliamo, perché poi parliamo, è inutile, se no chi facciamo a fare queste trasmissioni, stiamo a casa lunedì, facciamo niente, ne scialamo. Però dobbiamo parlare anche con cognizione di causa. Però la cognizione di causa è questa che ti sto dicendo, Pino. Lo scorso anno abbiamo avuto la fortuna di tirarci fuori con un miracolo, ti sei salvato. Quest'anno non subire, non fare la ma non stessa è cosa vero, che- ma guarda, ma vabbè. non è vero, perché tu l'anno l'anno scorso scorso, abbiamo vinto ma il l'anno campionato. scorso, però lo state dicendo anche, Vabbè, lo state sì. anche ribadendo, non avevi una squadra Allora, scarsa. l'anno scorso avevi un Perché giocatore tu tra Riviera, Senzio, Casasola, allora, tu avevi i bravo, giocatori. bravo, che hai capito. Forse hai eri capito. stato, forse Adesso l'hai capito. sei stato per un No, certo non avevi periodo solo fortunato. quelli, no, non avevi solo quelli. Probabilmente se noi no, conservavamo Pino, quell'intelaiatura, non hai oggi capito. parlavamo di un altro Allora, Pino, campionato. non stiamo parlando di Riviera. Riviera è un giocatore di categoria superiore, si è visto, l'ha dimostrato. L'anno scorso ti ha girato bene Bittante, ti ha girato bene Sciaudone, Baez, Carretta e lo stesso Casasola, ti hanno tirato fuori dalle sai, capito? L'anno scorso hanno fatto dopo il lockdown, questi 5 giocatori ti hanno portato in Serie A, in Serie B ti hanno fatto restare. Questi non è che è solo Riviera. Hai capito? Sì, ma il Poi lockdown, Lecce, Sensi e Riviera è ovvio Fabio, che ma il lockdown è vabbè, stato una situazione che ha sconvolto molte squadre. Non dimenticare una cosa, che prima del lockdown, cambiamo discorso, che prima del lockdown, te lo ricordi Pioli che fine aveva fatto al Milan? Milan in crisi, Pioli via, avevano preso già l'allenatore nuovo. Sì. È passato il lockdown, si è ritornato a giocare. Il Sì. Milan ha fatto No. 35-40 partite imbattuto. Che Pioli fa? oggi è l'allenatore più in voga che a chi ha c'è. inserito il Milan in No, questo? no, il lockdown quello era, non ha inserito a nessuno. inserito a nessuno. C'è stato un passaggio che purtroppo alcune squadre, alcuni giocatori lo hanno subito in negativo, altre squadre, altri giocatori, il lockdown è stato invece un passaggio in positivo. Per il Cosenza è stato in positivo, però non dimentichiamo che è stato in positivo anche perché c'è stata la grande forza, il grande carattere e la grande umanità, io a Roberto lo conosco bene, di Roberto Chiunzi, perché ha fatto... Mo ti sta appicciando, che no, ti faccio lo sto- scomono cose, mo ti appicciano perché- dopo. perché Chiudeteci il climatizzatore, se no la pigliamo con infarto. No, Allora, ma- Klaus, prego perché- Klaus, perché fare abbiamo critica capito, ma noi che così, stiamo, allora, nessuno sta criticando Chiuzzi, forse non hai capito, noi stiamo dicendo Roberto ha fatto un campionato, se sarà un bravo allenatore, lo dimostrerà sul campo, ancora non ha vinto niente, i passi vanno fatti per quanto c'è la gara, piano piano, non mettete subito che Chiro è Murigno, quell'altro è perché il calcio purtroppo ti abito che nel momento in cui perdi 3-4 partite mandano a casa, capito Pinò? Quindi ci sono santi che tenano, sono i risultati che poi ti danno la continuità, è inutile che stiamo a parlare, come del resto anche i presidenti. Negli anni, quando ho detto io negli anni passati che a Pagliuso lo pigliavano a pedrate, detto in dialetto no petre, a pedrate, quindi significa che ti tiravano le pietre e ti facevi contestazioni serie, la Cosentina Grandi Ma Impianti, erano altri gli aerei, periodi, altri i periodi. 10.000 lire, i scaffi, le sputacchiate, cioè voglio dire, capito? Ogni settimana lo stadio va a quel paese e non pensare, non ci sono più quelle contestazioni, oggi ci sono i social, i leoni da tastiera, scrivono, Sambucci, però nessuno contesta, che dobbiamo, mica stiamo, lui dice, Roberto, Guarascio ha detto spende 10 euro, lui dice hai speso 10 euro e basta, io non vado più oltre. Questo lo sappiamo Poi, da siccome 7 in questo anni, Cosenza, questo lo sappiamo da 7 tutti anni. questi imprenditori che ci vogliono vendere i soldi che si vogliono comprare, non ci sono. Quindi purtroppo siccome non ci sono e abbiamo sentito tutte queste cordate di salsicce, che anzi sono pronti i cordati di salsicce, ma arrivano, queste cordate non ci sono mai state, hai capito? Dall'altra parte è questa la cosa, quindi diamogli un po' di fiducia, obiettivamente è ovvio che questo, Roberto, se mette 10 Sul euro, discorso mette della 10 euro, società entriamo purtroppo poi in un ambito oggi non è diverso, facile però, fare dai, calcio, c'è Fabio. un momento difficilissimo, lui dice io posso fare questo, non posso mandare a malora le mie aziende e investire sul Cosenza, o vi tenete così oppure trovate qualcun altro, lui l'ha detto, venite, se c'è qualcuno che vuole investire venga e mi dice te 10 euro me ne vado, hai capito? Ma non ci sono. Clausi, che vuoi aggiungere che poi ti lasciamo che abbiamo battaglia per i saluti finali e le cose della Serie C, prego. No, hai detto praticamente tutto, Fabio. Io su Guarascio voglio aggiungere giusto
un piccolo paragrafo. Io lo considero realmente una risorsa per il Cosenza, per tutto ciò che tu hai detto. Però mi piacerebbe che il presidente Guarascio si sintonizzasse sulle stesse lunghezze d'onda, sulle stesse frequenze del popolo dei lupi, perché sono 10 anni, presidente Citrigno, non 7, che purtroppo il Guarascio Pensiero viene trasmesso su frequenze totalmente differenti da quelle che sono le ambizioni della piazza, le ambizioni e le legittime, ribadisco, ambizioni, perché io credo che dopo campionati bellissimi in crescendo sarebbe stato opportuno un quid in più. Mi si può obiettare, c'è stato il Covid, perfetto, c'è stato il Covid, non ci piove, però questo Covid c'è stato un po' per tutti quanti, sì. e ogni acquisto che è stato fatto dal Cosenza è stato condiviso tra l'area tecnica, la presidenza, che chiaramente poi firmava il contratto, e l'area gestita da Roberto Chiuzzi. Quindi, come avete detto voi, se le risorse a disposizione erano quelle, probabilmente oltre. Vabbè, Anto, ti abbraccio, buon Natale, ci vediamo domani tutti insieme appassionatamente allo Stadio San Vito. Allora, San Vito Antonio. Grazie, un abbraccio Antonio, ciao. Sono le 22:19 in questo preciso istante. A Lupa Lupa, Robert, dilla una cosa, mi sta facendo parlare solo a me, va. Tu vieni a Petro e fuori, No, assolutamente, assolutamente. Salutiamo Petre, perché noi abbiamo anche in dialetto, noi diciamo Petre, facciamo Petre. Sto ascoltando con interesse questa Sì. tua insistenza, insomma, un pochino a mettere del pepe al discorso. Ma dica che cose come Però, stanno. però, caro Fabio, quando dovevamo criticare abbiamo criticato, aspetta se abbiamo criticato. Oggi non c'è nulla da criticare, una squadra modesta, una squadra come al solito fatta così, senza grossi capitali, che ci sta dando soddisfazioni. Fabio, cosa chiedi? Ogni partita noi l'abbiamo giocata e siamo usciti dal campo a testa alta, con i giocatori che hanno sudato la maglia. Ne faccio un nome su tutti: Idda, uno che non è giocatore da Serie B, ma dobbiamo solo ringraziarlo perché ogni partita... Ma anche Tiritiello lo sta facendo bene. Tiritiello è una sorpresa graditissima. Tiritiello, Chi avrebbe scommesso? C'erano le battute su Tiritiello, caro Fabio. Adesso ti posso assicurare che appena è possibile il nostro presidente su Win. Magari. Te lo dico io, perché Tiritiello è una grossa scoperta. Certo. Hai capito, Fabio? Purtroppo non puoi imputare nulla a questa squadra, secondo me. Fabio, buonasera Fabio, è bello seguire la trasmissione dei tuoi ospiti in un contesto piacevolissimo. Cari saluti al mitico Pino Citrigno. Ho una curiosità su Pino: in quale ambito è manchevole di preparazione ed autorevolezza? Spero di vederti presto. Che hai detto qualcosa del genere tu? Non lo so. È mancato? Allora, scrive questo signore: buonasera, è bello seguire la trasmissione. Vabbè. Ho una curiosità su Pino: in quale ambito è manchevole di preparazione ed autorevolezza? Spero di vederti una cosa. Non è che sta vedendo una trasmissione, sta vedendo un grande fratello Pippo, no? Io per caso mi tengo un altro Pino, molto probabilmente non lo so chi è questo, vabbè, comunque. Un abbraccio al caro Roberto e al presidente Citrigno, ovviamente anche a te. Massimiliano Gualtieri, salutiamo Maxi Gualtieri. Allora andiamo sullo Ionio Catanzarese, andiamo proprio quasi sul mare, arrivo al mare, sento l'odore del mare, le onde che arrivano, di Antonio Battaglia, il collega di Calabria 7. Allora Antonio, buonasera e benvenuto, come stai? Ciao Fabio, buonasera a te, ai tuoi ospiti, alla grande. Immagino anche voi, ho sentito un po' di discussione sul Cosenza, ci sta, purtroppo è un periodo delicato, ma confidiamo sempre nel futuro, in ogni caso. Quello senza dubbio. Allora, se mi fai un punto su questa Serie B del Catanzaro, abbiamo sentito un tifoso Giuseppe poco fa che parlava di Calabro che non lo vedono tanto bene, dice eravamo 2-1, ho tolto l'attaccante, ha messo un centrocampista, si è coperto, poi ha pigliato un gol, poi ne sta prendendo un altro. Questa Vibonese di Galfano che sta facendo bene, il presidente Caffo che è l'unico, ecco la Vibonese, un altro presidente che rimane nella storia, no? Presidente Caffo che è l'unico, insomma, che porta avanti il calcio a Vibo, però questa Vibonese che ha pareggiato a Bari, ha pareggiato ieri col Palermo, sta facendo bene, insomma. Prego.
Sta facendo benissimo la Vibonese, citerei anche il pareggio contro il Teramo e poi la vittoria di Caserta, quindi viene da 4 risultati utili consecutivi, una vittoria e 3 pareggi. Ricordiamo, Fabio, come ogni lunedì, che la Vibonese è stata falcidiata dall'emergenza Covid, quindi non era semplice inanellare questi risultati utili consecutivi, specie di fronte a queste corazzate di questa caratura. E adesso arriva l'Avellino di Braglia, che è sempre una squadra importante, ma arriva da 4 sconfitte consecutive, quindi io confido anche che la Vibonese possa raggiungere una vittoria che chiuderebbe questo 2020 in una maniera splendida, perché ricordiamo che la Vibonese al termine della scorsa regular season non fece i playoff per un solo punto, poi nonostante la rivoluzione dell'asset dirigenziale la Vibonese ha comunque raggiunto dei risultati importanti, nonostante anche i mugugni giustificati della vigilia. Invece per quanto riguarda il Catanzaro, mugugni ce ne sono tra la tifoseria, si dice 2 punti persi. Io probabilmente direi che è un pareggio giusto, per quanto si è visto in campo, le 2 squadre si sono equivalse dal punto di vista del gioco. La Juve Stabia molto probabilmente è la squadra più forte che si è vista in questa stagione finora al Ceravolo. Abbiamo visto una differenza nella gestione del possesso palla, il Catanzaro un po' più discontinuo, il possesso palla della Juve Stabia più ordinato, più lineare. Chiaramente poi dispiace se riesci anche ad arrivare sul 2-1 grazie ad un gol spettacolare del difensore Ricciardi in versione attaccante, goleadore. Negli ultimi 10 minuti il Catanzaro ha pagato questo arretramento del raggio d'azione, no? Anche nella riconquista del pallone, ha lasciato libera iniziativa alla Juve Stabia e prima o poi in quella maniera il gol lo pigli. Certo. Fa riflettere anche Fabio l'ultima cosa chiaramente di Corapi. Esce Corapi e la squadra ci perde molto perché lui è il cuore pulsante di questa squadra, quindi il Catanzaro dovrebbe cominciare ad essere anche un po' meno Corapi dipendente e chiaramente condivido anche la riflessione del tifoso. Al mercato di gennaio servirà a prendere innanzitutto un ottimo centrocampista e anche un paio di difensori buoni, perché purtroppo l'ultimo gol della Juve Stabia è arrivato su un brutto errore individuale. Purtroppo se vuoi restare aggrappato ai treni alti, no, della classifica, certe disattenzioni non le puoi purtroppo senza compiere. dubbio, è così, è così. Antonio, grazie per il tuo contributo preciso e puntuale, ti abbraccio, un abbraccio a voi. Come te si vede bene sulla Ionica Catanzarese, mi auguro di sì, ci vedi? Perfettamente. Benissimo, questa è la cosa più importante. Un abbraccio e una buona serata, ti salutiamo da Cosenza, ciao. Un abbraccio a Roberta, presidente Citrigno. Ciao Fabio, Ciao, grazie. ciao, grazie. Allora, il signore che aveva inviato è Pierluca Donato, dice: mannaggia a te, ero Pierluca, sono io, volevo dire che Pino Citrigni è preparato su ogni argomento, quindi capito, ti ha voluto fare i complimenti, questo ha chiamato, ha mandato il messaggio, dice abbiamo 2 minuti, siamo alla chiusura perché il nostro Giuseppe dalla regia centrale ci invita a chiudere e andare con i saluti di un buon Natale, felice anno nuovo, ma allora prego Roberto Tuscolano, a te la linea, vai. Niente, auguro naturalmente un Natale migliore, questo periodo brutto che stiamo passando, insomma, speriamo lo lasciamo alle spalle e sai, con una vittoria del Cosenza sarebbe tutta un'altra cosa, Fabio, quindi auguri a tutti e forza Lupi. Sempre. È così, forza Lupi sempre. Allora, signore e signori, per voi direttamente dalla Film Commission l'ANEC Calabria, Pino Citrigno, che vuoi dire, prego? Un messaggio veloce e rapido per te. Lo stesso che ha fatto Roberto, cioè un sereno Natale a tutti quanti, un in bocca al lupo al Cosenza, perché ripeto è una partita importante quella di domani sera, spero così anche per dare una spinta in più alla squadra e far passare un buon Natale anche a loro. Spero che usciremo con i 3 punti e sono convinto che il Venezia lo si può battere, perché è una squadra che punta a vincere anche fuori casa e quindi potrebbe darsi che una volta tanto giochiamo di rimessa in casa e possiamo portare a casa i 3 punti. Beh, si fa Madonna, dicevano così perché la Salernitana ha segnato Djuric, ne abbiamo tirati. Veramente, ma non te l'hai tirati, è che la Salernitana è una squadra costruita per vincere. E Lentella è una squadra destinata a retrocedere. Va bene, allora
Con questa bella notizia per il momento è tutto, giriamo la linea allo studio centrale di Teleuropa Network, perché se non mi sbaglio c'è il TG fra qualche minuto dopo la pubblicità, c'è il TG10, da Fabio Tippolito è tutto, l'appuntamento è a lunedì prossimo con Allupa Lupo, buon Natale a tutti voi, di pace e serenità, che è la cosa più importante, è la salute, ricordiamolo sempre. Ciao, a lunedì prossimo, buon Natale a tutti.